tipo di fenomeno è stato? Ma sì, è stata una situazione abbastanza atipica per la stagione. Diciamo che abbiamo avuto un primo passaggio frontale nella mattinata, però che ha portato precipitazioni di debole intensità su tutta la riviera, mentre invece la sera c'è stato un apporto di aria fredda, quello che in gergo viene chiamato dry line, che ha fatto scaturire appunto sulla pianura padana dei forti temporali che poi che si sono portati poi sull'Appennino e poi conseguentemente sulla costa. Gli accumuli maggiori di grandine si sono verificati nell'Alta Valpolcevera, nella zona del bacino del Bisagno e poi successivamente qualche sporadica grandinata l'abbiamo avuta anche qua nel Tigullio. Per le prossime ore invece che cosa ci aspetta? Ma allora, la circolazione è cambiata, abbiamo un apporto di aria fresca da flussi settentrionali che continuerà a portare un'elevata instabilità sulla pianura padana, ne consegue poi, soprattutto nelle fasi pomeridiane, quando l'energia del sole è più forte, un passaggio quindi sull'Appennino e poi di nuovo degli sconfinamenti. Pertanto, ancora per la giornata di domani, abbiamo soprattutto domani e dopodomani una situazione di questo tipo con elevate possibilità di fenomeni temporaleschi pomeridiani che si sviluppino sulla pianura padana e poi sull'Appennino e ancora sulla costa. Diciamo che domani è meno probabile che vi siano degli sconfinamenti sulla costa, quindi le precipitazioni maggiori le avremo sull'Appennino, mentre invece la giornata di lunedì sembra essere proprio forte il rischio di precipitazioni a carattere appunto convettivo, rovesci quindi anche localmente di forte intensità, anche nelle zone costiere. Questa è una situazione che permarrà ancora per tutta la giornata di lunedì, però attenzione perché poi da martedì la situazione è in miglioramento. Martedì ancora di nuovo qualche isolato fenomeno temporalesco nel pomeriggio potremo averlo, ma soprattutto sull'Appennino, ma invece mercoledì 1° maggio abbiamo buone notizie perché per il momento di nuovo la circolazione cambierà, avremo un apporto di venti più occidentali, quindi un po' più secchi, un po' più caldi e i cieli al momento vengono previsti prevalentemente sereni con di nuovo qualche nuvola un po' più consistente sull'Appennino, però per il momento il rischio temporali è molto inferiore. Quindi diciamo una buona notizia per poi il 1° maggio che tutti ci aspettiamo magari di andare a farci una grigliata sui prati. Ecco.